Sì, sono uscito, sì, ho avuto 5-10 minuti un attimo un po' di stordimento, però sono ripreso subito, quindi senza nessun problema. Ti è dispiaciuto uscire dopo mezz'ora Sì, oppure... sì, mi è dispiaciuto anche perché c'era una cornice veramente bellissima, c'erano 10.000 persone lì a Crotone, in più stavo facendo molto bene, mi stavo divertendo, quindi mi è veramente dispiaciuto, però meglio così, dai, cioè, alla fine se dovevo andare a rischiare è stato meglio così. L'importante insomma è che tu sia pronto per sabato. Sì, no, infatti anche quando era arrivata la convocazione avevo, non dico un attimino paura, però comunque c'è sempre il rischio di farsi male in queste partite, vista comunque l'emergenza che c'è, mi sarebbe dispiaciuta compromettere la presenza di sabato per comunque sì un impegno bellissimo, però adesso forse è un attimino un po' più importante il campionato, visto proprio l'emergenza che c'è. Hai pensato di rimanere a Crotone per tutti e 3 giorni? C'è mai stata quella possibilità? Mi è stata proposta dalla società, però già loro mi hanno chiamato dicendo che sapevano già qual era la mia risposta, quindi... Ma sul serio ti ha chiesto di... Sì, no, mi hanno chiesto... Sì, no, non era una battuta, mi hanno chiesto... cosa... Mi hanno Potevi chiesto... andare al mare, potevi andare... no, anche no. Cioè te l'ha proposto la società, non lo sapevo. No, non è che mi ha proposto, diciamo che c'era questa opzione che avrei dovuto decidere io, però ho deciso dai, per tornare e poi fare comunque il viaggio, che è stato abbastanza faticoso perché all'andata sveglia alle 5, ieri abbiamo aspettato in aeroporto 4 ore, quindi un po' di stress da viaggio c'è stato, però meglio così che rimanere 3 giorni in quell'albergo Teceri. Non era un granché l'albergo. Senti, con l'Ascoli che partita ti aspetti? Noi come diciamo in gruppo non ci sono partite difficili, partite facili, sono tutte partite da affrontare col piglio giusto. Loro verranno qua per non perdere, secondo me, verranno qua a chiudersi. Io conosco anche molto bene Fossati, che lo conosco dall'Under 16, abbiamo fatto tutte le trafile giovanili insieme, mi hanno detto che verranno qua un po' per chiudersi. Quindi è una partita dove bisogna avere pazienza, che noi siamo anche abili a chiuderle al 90esimo, aspettare la fine, quindi potrebbe essere quel tipo di partita. Ho visto che hai parlato con Pea prima per un breve momento, insomma, ti ha caricato per la partita, ti ha spiegato quali movimenti, non so cosa... Sì, mi ha dato le solite indicazioni che fa di solito anche con altri giocatori, che dei colloqui privati dove ci spiega un po' le sue idee, i suoi movimenti che dobbiamo fare, quindi cose normali, diciamo, nella norma. Senti, penso che indubbiamente ti aspettassi di giocare di più, no, quando sei venuto a Padova fino a questo momento. Adesso è arrivata questa occasione, volevo chiederti come stai vivendo questo momento, in particolare sia per quello che è successo finora, sia per quello che potrebbe succedere da qua a gennaio. Sì, dai, comunque con quella di sabato dovrebbe essere la 10ª presenza, quindi diciamo magari più minuti, quello sì. Sì, Mi in quel aspettavo, senso là sì, però comunque le cose stanno andando bene, noi diciamo sempre che quando le cose vanno bene di squadra a fine anno il singolo comunque ne giova, quindi se fino a questo momento non c'è stato enorme spazio, comunque ero convinto che in un modo o nell'altro si sarebbe presentata un'occasione. Sono convinto di sfruttarla al massimo perché penso sia arrivato il mio momento e quindi spero di far vedere finalmente quelle che sono le mie qualità. Hai sentito di queste voci di un possibile interesse del Napoli che sono venute fuori nei giorni L'avevo scorsi? visto, ma le ritengo comunque cose che a volte voi giornalisti tirate fuori così, dai, per mettere la notizia. Cioè, mi farebbe piacere ovviamente, però comunque l'ho letta, mi è scappato un sorriso, però finita lì. Senti, visto che fino adesso come minutaggio hai detto non hai giocato moltissimo, vi si chiederà probabilmente di fare tutta la partita sabato perché per questioni prettamente numeriche è difficile trovare un ricambio. Fisicamente come stai? Pensi di poter reggere? Sì, fisicamente penso finalmente di stare bene. Ho avuto un periodo soprattutto all'inizio dove magari pagavo anche il periodo dell'anno scorso, che praticamente dopo gennaio ho sempre avuto problemi di pubalgia, quindi ho avuto un po' di
di problemi proprio di minutaggio, così di condizione, però adesso sento la gamba bene, mi sento a posto, quindi se ci dovesse essere questa necessità sicuramente penso di potercela fare. Senti, adesso siete quarti in classifica, volevo domandarti tu come vedi questa squadra e secondo te se il valore di questa squadra può essere veramente quello di arrivare ai playoff e poi di giocarsela fino in fondo. Personalmente mi piacerebbe tantissimo che questa squadra arrivasse ai playoff, perché secondo me ne abbiamo le capacità, abbiamo tutte le qualità per arrivare fino al periodo di marzo-aprile là sopra, e poi di giocarcela nelle ultime partite. Cos'è che mi hai chiesto poi anche? Se secondo te insomma quello è il valore della squadra. Sì, no, secondo me, vedendo anche, ormai siamo arrivati al giro di boa, quindi vedendo un po' tutte le squadre, secondo me forse ce ne sono una, due più attrezzate di noi, ma poi per il resto veramente guardiamo partita per partita e col lavoro in settimana cerchiamo di far bene tutte le partite. Tu vuoi rimanere qua, vero? Cioè diciamo fino alla fine della stagione? Sì, La tua volontà è quella di chiudere qui la stagione, di fare la stagione qua? Sì, io quando ho scelto di venire qua ad agosto credevo nel progetto, credo tuttora nel progetto, se ho giocato un po' meno non è un problema, come ti ho detto sono sempre pronto ad aspettare la mia opportunità, quindi la mia volontà è quella di andarmi a giocare ai playoff. Rispetto all'inizio dell'anno, no? Quando si pensava che avreste giocato col 3-5-2, ovviamente si riducono gli spazi se giocate con questo nuovo modulo, questo ovviamente l'hai tenuto anche presente anche nella valutazione che si fa complessiva di questa stagione. Sì, inizio anno avevamo iniziato con questo modulo 3-5-2 che comunque libera un posto in più a centrocampo, ma io anche in un'intervista con voi avevo detto che anche giocando a due non ho assolutamente problemi. Io ho giocato magari più a tre nel corso della mia carriera, però comunque anche a due mi trovo bene, quindi non è assolutamente un problema di ruolo, mezzala, mediano davanti alla difesa, centrocampo a due. Io i ruoli di centrocampo, ripeto, addirittura l'anno scorso giocavo trequartista, seconda punta, quindi quella è l'unica cosa dove non creo problemi. Lì sei rimasto in canna. Senti, invece per quanto riguarda l'atmosfera che c'è in squadra, vedo una bellissima atmosfera, al di là dei risultati, insomma, si percepiscono certe cose, insomma, all'interno del gruppo che state bene. C'è un'armonia, una serenità anche tutti i giorni nel lavoro quotidiano, quindi secondo me questa è una cosa che a fine anno ce la ritroveremo sicuro, perché quando vieni al campo con la voglia di vedere dei compagni con cui stai bene, lavori sempre di più, dai sempre qualcosa in più, quindi questo sicuramente può essere un'arma a nostro vantaggio, perché anche l'anno scorso a Modena ho trovato un bel gruppo, però quest'anno veramente c'è un affiatamento proprio speciale, direi. Posso, dimmi? Sì. Grazie allora. Posto?